Assessore Gibelli, con il Giro d'Italia il Friuli Venezia Giulia si dimostra ancora una volta terra di grandi eventi sportivi. Sì, terra di grandi eventi sportivi e terra di grande offerta da tutti i punti di vista. Per esempio io stamattina ho approfittato della tappa del Giro d'Italia, che è stata una festa per tutti in città, avete visto anche voi, come i sandanielesi sono contenti abbiano partecipato. Ne ho approfittato per andare col presidente Fedriga e col collega Roberti e fare una visita alla Biblioteca Guarderiana, che è una delle 10 biblioteche più antiche d'Europa. Quindi, non parlo poi del prosciutto, credo che qui ci sia stata una summa del meglio che può dare questa regione. Siamo bravi a organizzare, siamo educati e disciplinati. Io non ho visto una sola persona del pubblico oggi senza mascherina, magari non erano proprio a 1 metro di distanza, ma tutti con la mascherina, tutti ordinati, nessuno che è passato da nessuna transenna. E di questo sono molto orgogliosa. Tra l'altro il ciclismo che è di casa in Friuli Venezia Giulia con tanti campioni e anche tanti amatori che ogni volta inforcano la bicicletta per macinare chilometri lungo la strada del Giro. Sì, che sono quelli che io benedico quando li trovo sulla pedemontana, che invece di andare in fila indiana vanno 2 o 3 affiancati. Però fa piacere vedere che c'è amore per questo sport e ci avrebbe fatto piacere un po' a tutti che Fabbro o Cimolai, che vabbè non è andata la prossima volta.